Oggi festa della Repubblica, tante onorificenze conferite a persone che si sono distinte nel loro ambito. Quali emozioni? Emozione tanta, forte, orgoglio, gioia nello stesso tempo, fiducia nelle istituzioni, nella nostra amata patria, nel tricolore, nella Costituzione, anche se un po' vituperata ultimamente. Comunque sono contento e orgoglioso di questa onorificenza di Cavaliere all'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, che desidero ardentemente intestare a mio padre. E ringrazio anche l'Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori d'Italia, l'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, l'Associazione Nazionale Carabinieri, l'Ordine del Santo Sepolcro, nonché il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana. E un ringraziamento vivo, di cuore e sincero va a chi ha fatto questa proposta, cioè l'onorevole dottore Vincenzo Fontana. Oggi giornata della Repubblica, festa della Repubblica, una grande festa per tutti noi italiani. Sì, senz'altro. Io tra l'altro ho avuto il piacere di avere questa onorificenza e devo essere molto sincero, è la seconda onorificenza che ricevo. Una l'ho ricevuta nel 96 come maestro del lavoro in funzione dell'attività che ho svolto e oggi in realtà, essendo in pensione, ho avuto questo ulteriore merito e ringrazio, ecco, per me è importante aver ricevuto questa seconda onorificenza.